salvarmi bene, ma hanno detto con la squadra, mettere un corridore davanti con quelli che erano quelli più forti in salita, quindi avevamo Jurasek davanti e Malori, Cunego e Favili sono rimasti vicini a me, ho cercato di dare una mano, specialmente Favili per rientrare sui primi. Poi qui in finale siamo riusciti a chiudere il gap che avevamo con i fuggitivi e io sono riuscito a fare una bella volata. Ho battuto Ponzi che comunque è un corridore giovane ma molto forte, infatti avevo un po' paura che saltasse in finale, ma fortunatamente sono riuscito a batterlo, sennò mi massacrava da questa stagione ogni volta che mi vedeva. Tu ad un certo punto eri nel terzo troncone della corsa, c'è stata una fase in cui i battistrada avevano 27 secondi sugli immediati inseguitori, il tuo gruppo era 37 secondi, poi è avvenuta la fusione. In quella fase chi ha lavorato molto, chi ti ha aiutato in particolare per agganciare chi stava davanti? C'è stato Favili che è sempre stato lì con me e è riuscito insieme ai ragazzi di Shinto a tenere il gruppo sempre in fila indiano, a fare veramente più vissuto la fuga davanti. Poi in 10 km ci siamo messi a tirare veramente decisi e siamo riusciti a chiudere ai 500 metri, perché comunque degli 8 davanti poi si erano staccati e li abbiamo presi solamente ai 400 metri, 500, siamo riusciti a saltarli con lo sprint finale. Guardate una serie anche a Zamparella, terzo corridore classificato. Prima di partire io avevo fatto riferimento alle salite, in particolare a Gioventana, che è molto ripida. Questa è una gara caratterizzata da salite ripide, questa è una gara test importante in vista di Firenze 2013. A questo punto cosa ti senti di dire al commissario tecnico Paolo Bettini? Ma devo dire niente, ci sono già giornalisti che parlano tanto del mondiale. Io faccio il mio, come ho detto prima, ho fatto una prima parte di stagione che per me è stata disastrosa, perché comunque tutti pensano che io mi sbatto abbastanza della bici e penso ad altro, però so solamente io e un'altra persona qui dentro quando ho lavorato quest'inverno per arrivare a fare le classiche bene, poi purtroppo c'è stato questo piccolo intoppo, un virus che mi sono preso dopo la Sanremo e non sono mai riuscito ad andare come mi aspettavo, come soprattutto la squadra si aspettava. Sono 2 mesi che lavoro bene, ho avuto una vincina ancora, che se tanti erano contrari, perché pensavo che fosse una trasferta che non serviva, secondo me andava fatta, anche se è stata veramente dura correre in certe situazioni, però penso che i risultati adesso si vedono i frutti del lavoro che si è svolto nell'ultimo mese. Speriamo che questo sia l'inizio da qui a fine stagione, perché comunque c'è un'altra corsa bella domani, che è la Bernocchi, c'è Hamburgo domenica, che è una corsa che ho già vinto, l'ho già sfilato una volta e mi piacerebbe far bene. E poi c'è Proe e il Canada, sono 4 corse che per me sono davvero importanti, per me e per la squadra. E niente, cerchiamo di arrivare fino al Canada nel miglior modo possibile. Poi il mondiale, se ci sarà Bettini a decidere, quindi lasciamo a lui le scelte e le parole. Quindi possiamo confermare la tua partecipazione alla Coppa Bernocchi e per la Trevali? No, la Trevali no, perché comunque avevo un programma sicuramente la Bernocchi e ho deciso sabato io di correre, ho chiesto alla squadra di poter correre oggi e fare il percorso, quindi forse per me veniva meglio correre il percorso di fila prima di Hamburgo. Quindi niente Trevali, partirò per Hamburgo sabato. Con quale rapporto hai sprintato il corso Matteotti, con quale rapporto hai superato il tratto più ripido di Giovenzana? 39,28 la salita e 53,11 Molto bene, 53 per 11, sprint vincente. Ci sono domande da parte dei giornalisti? Sì, è finito senza quasi appuntamento con la vittoria, però hai rischiato di non arrivare puntuale stamattina e anche altre squadre. Cosa è successo? C'è stato questo incidente? Ma sinceramente, dovreste sapere che io prima della corsa non è che sono molto concentrato, perché devo stare dietro sul sedile posteriore del nome che per me con il telefono in mano. Ho visto che non avevo fermi da 20 minuti, perché è stato Giovanni cosa c'era, ma c'è un incidente, ho detto beh, almeno facciamo un giorno in più a casa, stiamo qui in autostrada oggi. Poi alla fine siamo riusciti a arrivare in tempo per la partenza, comunque abbiamo fatto l'unica squadra, penso che avevamo 3-4 squadre, c'era questo incidente, non ho ben capito cosa ci fosse, perché come ti ho detto ero impegnato dietro
Simone Pozzi, tu hai vinto una tappa recentemente alla Vuelta a Burgos e oggi sei andato vicino alla vittoria, complimenti. Grazie mille, come ho detto ho perso da Filippo che ha dimostrato in vari anni che quando è in forma è uno dei più grandi corridori al mondo, quindi Che lecchina, che lecchina. quindi per me diciamo un secondo posto che diciamo l'ha preso fino a un certo punto e dispiace perché sono sempre piazzato, ho fatto una vittoria e spero da qui a fine stagione di togliermi anche soddisfazione. Ho notato le maglie della Rosvelo che facevano una bordura alla testa del gruppo inseguitore quando al comando c'erano gli 8. Ho notato anche le maglie della Fantini Selle Italia, però c'era anche Simone Pozzi a tirare. No, io non potevo. Auro era davanti, era il tuo con gli 8. No, io sapevo di poter giocarmi le mie carte in volata e speravo che la fuga riuscissimo a prenderla nel finale. E già su Giovenzato mi ero staccato di pochissimo dai primi e purtroppo c'erano troppi chilometri per andare all'arrivo e va bene. Simone Pozzi, secondo il campionato del mondo Under 23 a Varese nel 2008. Naturalmente hai delle ambizioni azzurre per quest'anno. Penso che chiunque sia un corridore italiano riesca ad andare al campionato del mondo in Italia e io quest'anno sto andando bene e non mi pongo limiti e comunque so che è difficile perché c'è gente che va a fare delle scelte importanti. Comunque io mi ritengo comunque. Ci sono domande per Simone Pozzi? Sì, però tutte poi facciamo tutto. Ok, dove Zamparella? La mia sinistra. Complimenti, non hai vinto però in una gara come la Bostoni, è importante anche arrivare al terzo posto, che parte della Potenza il Nord, hai finito in crescendo. Signori, per favore vi prego di seguire in silenzio, perché stiamo facendo una conferenza stampa nel pieno rispetto delle norme UCI e non è un salotto per discussioni varie e sarebbe riservato ai solo accreditati per la stampa. La parola a Zamparella. Per me questo terzo posto è come una vittoria. Il signore prima diceva dell'incidente e sono stato fortunato che sono partiti perché arrivare terzo dietro a Puzzato e Pozzi per me diciamo, è stato un valore aggiunto al podio. Che dire, sono felicissimo, non ci credo ancora, è inutile nascondere, niente, nessun rammarico, va bene così, difesa in salita ha dato tutto, siamo sollevati il suo gruppetto, oggi io speravo che venissero ripresi un po' velocino solo e vediamo di fare qualcosa di buono. Fortuna ha voluto che si sono ripresi proprio all'ultimo, una volata lunga, bella, lanciata e niente, sono veramente contento, ripeto, di aver fatto terzo dietro a questi due nomi. Poi il tempo per me, io sono soltanto al primo anno del pro, anche se non sono tra i più giovani, però mi è sempre piaciuto come corridore, sono cresciuto diciamo guardandolo e ammirandolo sempre, quindi veramente contento del podio. Ci sono domande per Zamparella, per Pozzi e per Pippo? Sì, Pippo, volevo sapere, ma sei stato un po' freddo nei confronti di Bettini, cioè l'hai sentito di recente? Sì. Cosa vi siete detto? No, devi chiedere a lui cosa mi ha detto. C'è il segreto professionale. Non si può negare che i mondiali di Firenze siano grandi. Non si può negare che i mondiali di Firenze siano grandi. Grande obiettivo. Diciamo che io ho le mie corse con la squadra da fare prima di tutto, poi ti ho detto se Bettini avrà piacere di avermi in nazionale, sono più felice di vestire la maglia azzurra facendola nel miglior modo possibile come ho sempre cercato di fare. Se invece c'è qualcuno che va più forte, lasciamo spazio a chi va di più.
abbiamo girato là, abbiamo parlato un po' una volta, io ho sentito Paolo 15 giorni fa, ci ho parlato anche oggi e vediamo, sicuramente mi piacerebbe fare il mondiale, chiaramente. L'unico non ha mai fatto il mondiale perché io vuol farlo per parteciparci là, vuol farlo perché si deve far bene, se no non è che ho 20 anni e magari sono contento di vestire la maglia azzurra, se la metto è chiaro che la metto perché voglio far bene. Paolo la pensa uguale, quindi speriamo di andare forte e meritarsi. Filippo, quindi evidentemente per te il mondiale significherebbe farlo con determinate assicurazioni da parte di Paolo? No, l'hai detto te questo. Io solamente ho detto che voglio andare forte e se metto la convocazione Paolo sa che corridore sono, sai cosa faccio. Poi decide Paolo, decido io. È chiaro che è Paolo il CT, non sono io che decido cosa voglio o non voglio fare. Io se vengo chiamato sono più che contento di vestire la maglia azzurra, che per me è un onore. Quando sono a Diego che la veste neanche delle juniores, quindi so che devo dire la maglia azzurra, forse sono uno dei pochi che veramente la sente con un certo significato. Sei più che contento di metterla, però ti ripeto, non sono io che decido, ma è Paolo. Bene, serve altro? Possiamo lasciarli liberi? Ringraziamo Filippo Pozzato vincitore, il secondo classificato Simone Ponzi e il terzo classificato Marco Zamparella. Bel applauso per